Le nostre proposte per il bilancio del prossimo anno partono da quanto è successo il 29 ottobre sulla montagna veneta, perché non si può fare un bilancio come se nulla fosse successo. Abbiamo bisogno di ingenti investimenti per mettere in sicurezza il territorio, per ripristinare la rete viaria, per gestire correttamente le foreste. Investimenti non che guardano solo al domani, ma almeno per 3 anni. Per questo noi abbiamo messo insieme un pacchetto di misure che vale almeno 210 milioni nel prossimo triennio. Lo mettiamo a disposizione per il confronto perché questo bilancio, come abbiamo scritto, deve mettere la foresta al centro come simbolo del patrimonio e del territorio veneto che viene prima di tutto.